Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Bentrovati amici ascoltatori, proseguiamo il nostro percorso nella cristalloterapia. Nella puntata precedente abbiamo visto come occorreva programmare il cristallo, pulendolo e ricaricandolo. Oggi quindi proseguiamo il discorso. Quindi prendiamo il nostro cristallo e iniziamo innanzitutto inviando al cristallo dei pensieri di amore, dei pensieri di benvenuto e di accettazione. Proseguiamo chiedendo all'energia del cristallo ciò che vogliamo da ora in avanti e dobbiamo interagire solo con la nostra energia. Ripetiamo questo concetto sempre 3 volte con forza e determinazione e soprattutto con tanto amore. Però non dimentichiamo, prima di staccare il cristallo dalla nostra fronte, di ringraziare. A questo punto la programmazione è fatta e da ora possiamo iniziare a interagire finalmente con il nostro cristallo. Ogni qualvolta noi sentiremo la necessità di chiedere qualcosa al nostro cristallo, potremmo usare questa stessa procedura o, come detto, una similare che può essere più consona a voi. Possiamo ad esempio fare la richiesta di energia del cristallo, di trovare lui il modo, ad esempio, di comunicare con noi. Ciò è molto importante perché ci mette nella condizione di poter soddisfare tante richieste. Siamo, non so, per esempio in dubbio su quale decisione prendere o non abbiamo magari delle idee chiare su cosa ci sta accadendo o ancora vorremmo avere un aiuto, possiamo chiedere al nostro cristallo di darci una mano, di aiutarci naturalmente a chiarire le idee. Le richieste però al cristallo hanno un solo limite, cioè la nostra immaginazione. Mi spiego, ovviamente non attendiamoci e non aspettiamoci nessun miracolo oppure la soluzione a tutti i nostri problemi, perché il cristallo non è un dio, è un aiuto a livello energetico, perché siamo sempre e solo noi che teniamo in mano la nostra vita e quindi decidiamo. Il voler sapere volere dare a un cristallo il potere di risolvere i nostri problemi è sbagliato, perché sarebbe solo il mandar fuori di noi oppure il delegare all'esterno ciò che è solo nostro. Voi dovete considerare questa opportunità di avere come un grande e nuovo amico che vi può aiutare, vi può sorreggere e anche confortare alcune volte, ma soprattutto riuscirà a indirizzarci ed ad illuminarci con la sua luce. I 5 sensi ci fanno vedere, odorare, gustare, udire e toccare. Nel mondo dell'energia e quindi dei cristalli vi sono percezioni che, pur appartenendo sempre ai 5 sensi, sono ignorate o ignote finché non succede qualcosa che ci rende consapevoli della loro esistenza. È possibile pervenire a questa percezione con i cristalli. Per esempio, proprio con uno dei cristalli che avete incontrato, cioè che voi decidete di avere pulito e programmato, allora mettiamo in atto qualcosa. In mezzo alla natura, a casa nostra, comunque in una situazione tranquilla, perciò niente telefoni, campanelli o visitatori improvvisi, sedetevi in una posizione comoda, con la schiena bene retta, mettete una musica rilassante, prendete nella mano sinistra e i mancini nella mano destra il vostro cristallo
chiudete gli occhi e fate 3 profondi respiri per rilassarvi, cioè inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Il rilassarvi è alla base di questo esercizio, per cui se siete particolarmente tesi o agitati, è consigliabile prima di iniziare fate almeno 10 minuti di esercizio fisico, potrebbe essere una corsa, della ginnastica, della danza, e quando vi sentite rilassati, lasciatevi andare e vuotate la mente. Per farlo non dovete sforzarvi o esercitare la volontà. Al contrario, cercate semplicemente di rilassarvi, osservando il respiro che entra ed esce naturalmente. Se vi arrivano dei pensieri, lasciateli scorrere, immaginando che la vostra mente sia una lavagna sulla quale i pensieri possono scorrere senza però fermarsi. Date ai vostri pensieri l'importanza che hanno le nuvole per il cielo. Quindi sentitevi degli osservatori, lasciate che i pensieri scorrano e riportate l'attenzione sul vostro respiro che entra ed esce, quindi ancora entra ed esce ed entra ed esce. Quindi piano piano l'attività della mente si calmerà e allora altre sensazioni potranno emergere e farsi notare. Soprattutto non sforzatevi di ottenere qualcosa, lasciatevi semplicemente andare e osservate ciò che accade. Le sensazioni che arriveranno potrebbero essere di vario tipo, cioè una vibrazione sottile e diversa nella mano o nel braccio o in tutto il corpo, colori, immagini o addirittura suoni o addirittura profumi. Per ognuno di voi, infatti, le sensazioni saranno diverse e non vi dovrete preoccupare o sentire delusi se la prima volta non succede niente di particolare. L'importante è osservare ciò che accade. Insistete e rifate questo esercizio per più volte fino a che qualcosa succede e avrete ottenuto. La parte dell'esercizio a occhi chiusi è bene che abbia una durata minima di 15 minuti e massima di 30. Un buon sistema può essere quello di puntare magari una sveglia, possibilmente dolce, o di farsi chiamare delicatamente da qualcuno. Quando terminate l'esercizio, non aprite immediatamente gli occhi, ma prendetevi un po' di tempo e fate prima 3 bei respiri profondi. Questa semplice avvertenza farà sì che vi sentiate piacevolmente rilassati e riposati. Potrebbe essere interessante tenere magari anche un taccuino per segnare i progressi fatti. Sarete stupiti dai risultati. Questo è un esercizio molto importante. Vedete, per coloro che non praticano yoga, per poter addentrarsi addirittura nello yoga, la concentrazione mentale è di fondamentale importanza. Nella maggior parte dei casi, lo yoga ci permette di imparare ad essere un tutt'uno con la respirazione. Per coloro che sono neofiti magari del settore, la respirazione nello yoga è di fondamentale importanza perché grazie a una respirazione calma, a una respirazione profonda, a una respirazione che non viene per nessun motivo disturbata, noi abbiamo la possibilità di calmare anche le nostre onde e questo lo vedremo comunque successivamente. Il cristallo va a riflettere, va a percepire il nostro stato d'animo. Quindi se noi abbiamo un amico che è stato pulito precedentemente, gli abbiamo dato delle nostre intenzioni importanti senza andare a pensare nulla che vada nel divino, ma gli abbiamo dato solo delle intenzioni, quindi l'abbiamo caricato energicamente, poggiandolo contro la nostra fronte. Lui è pronto a essere programmato ed è pronto ad essere ascoltato. Quindi
Voi ripetete questo esercizio più volte al giorno, quando volete e quanto avete tempo. L'importante è dedicargli la giusta attenzione. Cercate di avere un attimino il vostro tempo, non fate nulla di fretta, perché nelle pratiche olistiche e nelle pratiche di concentrazione è molto importante tenere la calma, e soprattutto per tutti gli amici che soffrono di ansia o soffrono di quelli che si chiamano attacchi d'ansia e attacchi di panico, ricordatevi che questo esercizio farà molto al caso vostro. Grazie come sempre per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici mail